A livello generale, se come progetto intendiamo gli incontri di quest'anno, diciamo che il successo è confermato, cioè successo nel senso che segue un po' i programmi delle edizioni passate, sempre argomenti azzeccati, e anche quest'anno abbiamo fatto il punto inizialmente con le misure del programma di sviluppo rurale, poi mercoledì scorso abbiamo fatto il punto invece su tutti i fattori climatici legati alle gelate tardive, e questa sera invece affrontiamo approfondiamo il tema dei biodistretti, anche perché in questa area è stato fatto un grosso lavoro di raccolta dati, di elaborazione dati da parte di Fiorello Terstariol, che è il consulente incaricato del Comune di Conegliano proprio per la raccolta di questi dati. Questi dati riguardano tutti i comuni, tutte le colture biologiche, non solo il vigneto, quindi inerenti ai 15 comuni della denominazione Conegliano Valdobbiadene. Diciamo che noi siamo stati promotori di questa iniziativa grazie all'adesione che ci ha dato Fiorello Terstariol, che è diventato il tecnico referente per il comune di Conegliano, e questa iniziativa ci deve portare appunto a mettere in atto questo biodistretto. Perlomeno stiamo facendo delle valutazioni, se i numeri ce lo consentono, ed è il primo passo per porsi verso una maggiore sostenibilità del nostro territorio. Il primo passo che va fatto è fare una valutazione d'ambito, di territorio, perché il biodistretto non riguarderà solo ed esclusivamente il comune di Conegliano, ma c'è già un accordo con i 15 comuni della DOCG, e all'interno di questi comuni deve essere fatta una valutazione di quanti nel totale, nella globalità delle colture in generale, non parliamo solo di viticoltura ma in generale, che ci sia almeno una percentuale pari al 4,1-4,2% di tutta la superficie coltivata che sia già destinata al biologico. Dopodiché si può appunto dare inizio aderire a questo biodistretto, avere un riconoscimento, e da lì sicuramente è il primo passo per poi poter crescere, poter monitorare e incentivare anche il passaggio a un'agricoltura sostenibile e anche biologica. Io posso rispondere per quello che riguarda il biodistretto Conegliano Valdobbiadene, che ho fatto una proposta al comune di Conegliano, essendo un cittadino di Conegliano, e valutando un po' la possibilità, di inserire tra i biodistretti del Veneto, che sono solo 3 per il momento, anche quello del Conegliano Valdobbiadene, per portare un'ulteriore opportunità a chi fa il biologico in questa area e di presentare i propri prodotti sul mercato internazionale, dato che abbiamo già un Prosecco, che è un marchio che è riconosciuto da tutti. Mettendo anche un marchio del biodistretto sarebbe sicuramente un'aggiunta in più. Di avere l'opportunità di raggiungere il quorum che la Regione ci detta, che è il 4,3% di biologico, che non riguarda solo la viticoltura ma tutte le colture agrarie presenti sul territorio. Vediamo che siamo bene in pole position, e quindi sicuramente faremo di tutto per arrivare e per raggiungere un po' questo obiettivo.